tempo fa, in un piccolo paese del Campidano chiamato Zediani, viveva una giovane fanciulla di nome Veronica. La sua corporatura era esile e leggiadra, come quella di una farfalla, e lunghi capelli neri le incorniciavano il dolce viso. Veronica era sempre sorridente e sin da bambina si era distinta per la sua originalità. Era diversa Veronica, diversa da tutte le bambine del paese. Aveva sempre 1000 idee per il capo e la fantasia colorava le sue giornate. Amava la natura come nessun altro in quel paese di poche anime. Tartarughe, uccellini, gattini le erano compagni di giochi e di avventure, e proprio con loro faceva lunghe chiacchierate, come se solo essi fossero capaci di saperla ascoltare e capire. Ci troviamo nella sede del comune di Zediani, che ospita la collezione civica comunale, la più grande collezione civica delle opere di zia Veronica. Abbiamo altre collezioni civiche, per esempio nel comune di Golno-Stramazza e in tante case di privati e di istituti pubblici e di ristoranti e via dicendo. Questa però è la collezione più prestigiosa tra tutte quelle di zia Veronica. Ci troviamo nella prima sala che apre questa collezione e ci troviamo soprattutto di fronte al quadro che è stato scelto per presentare questa terza edizione dell'omaggio a zia Veronica, che sta rivalutando quest'artista che abbiamo scoperto essere un'artista apprezzata a livello regionale e addirittura nazionale, se non internazionale. Quest'opera, come dice la curatrice Flaminia Fanari, rappresenta in nuce tutto quello che è lo spirito di zia Veronica. Ci troviamo di fronte a una festa paesana, di fronte a un ballo sardo dove la comunità si riuniva vicino alla chiesa, dove avvenivano gli avvenimenti religiosi ma anche quelli pagani. Cioè tutta la comunità si stringeva attorno a Soballodundu, ai venditori di torroni, di noci, all'albero della cuccagna per fare festa. Una comunità che esprimeva un modo di vivere che adesso stiamo perdendo e che invece zia Veronica, pur nel suo modo naif di dipingere, sincero e vero, andava anche a testimoniare un passato che adesso si sta perdendo. La domanda è: chissà se le generazioni future potranno rivivere questo spirito e certamente non con questi costumi, con questi colori, con questo modo sincero di esistere. Questa è la prima sala, apre la collezione del comune di Zediani, e adesso ci sposteremo nella seconda sala dove vedremo, che è anche l'aula consiliare, dove vedremo alcune opere più grandi e ugualmente importanti. Ci troviamo al centro della seconda sala, la sala consiliare. Questa è la poltrona del sindaco che sta al centro della sala, e questa sala è dedicata alle opere più grandi di zia Veronica. Qui in mano ho il catalogo, ogni anno viene fatto un catalogo che rinnova gli argomenti legati allo studio di zia Veronica, e dietro di me 2 scene bucoliche che rappresentano con tele di grandi dimensioni quella che era l'arte di zia Veronica, un'arte pacifica, un'arte che restituiva l'armonia con la natura, l'armonia con il cosmo, l'armonia con un modo di vivere semplice, anche povero, però un modo di vivere che ci restituisce l'allegria con i suoi colori, con la pace di una comunità che sapeva anche accontentarsi, sapeva vivere di quello che aveva, senza pretese. In questa sala ritroviamo opere come le lavandaie, come le chiamava lei, che è una delle opere tra le più
rappresentative, tra quelle che zia Veronica ha ritratto maggiormente all'interno della sua produzione pittorica, dove compariva sempre un salice piangente. Un salice piangente che è esistito veramente, ma che rappresenta anche in un certo senso l'anima poetica di zia Veronica, l'anima romantica, perché zia Veronica amava ritrarre tutto della natura, tutti gli alberi, proprio si concentrava su alcuni che erano i suoi alberi preferiti, come appunto i salici piangenti. E ancora alla nostra destra invece troviamo un altro dei suoi temi fondamentali, che è legato a quello che era il ciclo del matrimonio. Quindi zia Veronica ritraeva sempre, anche lì forse con una vena romantica, con una vena poetica, tipica anche dei pittori naif, quella che era la festa legata al matrimonio, quindi la celebrazione del matrimonio, l'incontro degli sposi, l'accompagnamento verso la chiesa, l'uscita dalla chiesa, la cerimonia poi di festa che si faceva dopo. Tutti ritmi di una Sardegna e di una storia passata recentemente che, come dico più volte, si sta perdendo e che grazie a zia Veronica viene testimoniata in questa maniera unica, che devo dire è stata apprezzata da tantissimi collezionisti non solo del paese di Zediani, ma sardi, come testimonia la mostra di quest'anno. In questo terzo ambiente ci troviamo in una piccola galleria del comune di Zediani, dove vengono esposte altre opere di zia Veronica. Diciamo che tutto il comune di Zediani ospita questa collezione, quindi è fruibile al pubblico, diciamo, tutti i giorni. Non è equiparabile a un museo, diciamo, ma è comunque visibile al pubblico, e questo è pregevole, nel senso che una collezione omogenea di opere va a dare un lustro al comune, che diventa in un certo senso un piccolo museo dove poter vedere anche le opere di zia Veronica. Quindi vi invito a venire a vederlo, non solo per fare le pratiche burocratiche, le richieste, ma anche così. Nel frattempo, mentre si aspetta, guardatevi anche le opere di zia Veronica e godetevele. Questa mostra è una mostra particolare perché raccoglie opere dei collezionisti che non sono di Zediani. Questa terza edizione vuole proprio dimostrare questo. Zia Veronica non è un fenomeno solo del paese, ma è un fenomeno regionale, e poi le possiamo dire anche nazionale e internazionale, perché stiamo scoprendo opere provenienti da tutto il mondo. Grazie a Facebook, grazie alla promozione che stiamo facendo sui social, tante persone ci dicono: ma io ho un'opera di zia Veronica, io ne ho 30, ci sono collezionisti che ne hanno 30 addirittura. Quindi questo, voglio dire, è un motivo di orgoglio, perché insomma quest'artista poi alla fine ha veramente prodotto tantissimo. Queste due opere sono uniche e straordinarie, vengono da Cabras e sono anche qua due opere su commissione. Sono straordinarie perché sono tele grandi. Zia Veronica non faceva tele grandi, era sempre sui 70-100, queste sono grandi e sono state commissionate. Cabras perché? Cabras, qua c'è tutta Cabras, la Cabras di un tempo, no? Ci sono le capanne in Falasco che sono state buttate giù, ci sono le persone che stanno mangiando l'anguria, il gazebo di un tempo che veniva fatto ovviamente con le stuoie che si facevano però qua a Zediani, quindi portate le stuoie, un telo sopra, fatto il gazebo, insomma, per ripararsi, e poi i primi bagni al mare. Incredibile anche questo, vedere una scena, diciamo, balneare d'altri tempi, con i bambini che stanno giocando in acqua. E questo, un cagnolino, forse una volpe, dobbiamo capire, perché lei amava molto gli animali. Tutti i pittori naif amavano gli animali. Ieri ce l'ha ricordato Efisio Cadoni con Henri Rousseau, che era iniziato con le tigri, quindi con questi animali esotici, eccetera, ma gli animali sono proprio tipici della pittura naif. Il bello dell'arte dei naif è innatus, insitus natura,
ciò che proviene dall'umana natura, ciò che appunto è nativo, proviene dal cuore e dall'ingegno interiore del vero artista, dove tutto è originale, è bellezza, è poesia, è opera unica. Ogni naif è un unicum, è privo di scelte, è espressione della natura, della sua natura. Ogni sua opera spontanea, genuina, nata per lo spirito attraverso i sensi. Il padre dei naif è indubbiamente Henri Rousseau, perché per primo così fu definito naif dall'artista poeta Guillaume Apollinaire, ossia Wilhelm Apollinaris con Stravinsky, romano di nascita proveniente da una famiglia del cantone svizzero dei Grigioni, poeta e artista del segno, l'inventore dell'artista naif, amico di tanti maestri della bellezza e della poesia. Ecco, Apollinaire lo definì naif, come immediato, spontaneo, vero, ricco di naturalezza, ma soprattutto pieno di diletto nell'operare sentimentalmente, considerato tra i grandi come Cézanne, Braque, Matisse, Kandinsky, Picasso, eccetera. Certo, era un dilettante nel significato più naturale e positivo, era colui che godeva dell'arte, della propria arte, felice, non era da meno di zia Veronica, nel suo ristretto mondo universale di Zeddiani. Questo è un altro soggetto unico, perché è l'unica pittura mitologica. Zia Veronica non faceva pitture mitologiche, non gli piaceva la natura, gli piaceva la sua tradizione, e questo quindi è proprio un'opera fatta su commissione, particolarissimo, quindi il volo di Icaro, no? Che lo riconosciamo, però dove? Siccome l'opera è di Cabras, siamo a Tarros, no? E quindi abbiamo le colonne di Tarros, le rovine di Tarros, un personaggio antico che dice no, non andare, quindi c'è proprio creato anche la scena, e sullo sfondo riconosciamo le navi fenicie, le navi fenicie che arrivano, perché le riconosciamo da questi occhi, vedete, e dal tipo dell'imbarcazione. Anche quest'anno sono stati diversi gli eventi culturali che abbiamo voluto inserire nel programma della mostra dedicata a Zia Veronica. Ieri si è svolto un importante convegno in due parti. La prima parte, intitolata Fare arte a Zeddiani, ha visto protagonisti gli artigiani e gli artisti locali, mentre la seconda parte è stata dedicata alla comprensione del fenomeno del collezionismo regionale delle opere di Zia Veronica. Oggi in mattinata abbiamo visto le attività dei bambini della ludoteca, che hanno avuto il loro clou nella consegna di un'opera tematica su Zia Veronica nelle mani del sindaco e dell'amministrazione, e l'esposizione delle manifatture del gruppo adulti anziani. La giornata è proseguita con il percorso culturale in due parti guidato dal direttore artistico Paolo Sirena, e come conclusione avremo l'attività della biblioteca cura del gruppo Chiacchiere Letterarie.
nelle altre 2 edizioni. Anche quest'anno abbiamo cercato di organizzare al meglio questa manifestazione per omaggiare la nostra artista zia Veronica, di cui vedete i quadri. Dobbiamo ringraziare anche le case private che hanno aperto per poter far vedere le tantissime opere che ci sono qui a Zediani. Abbiamo creato anche un ristoro, l'accoglienza c'è, abbiamo fatto tutto in accordo lavorato benissimo con l'amministrazione comunale, l'assessore alla cultura Cristina e soprattutto, come mi è capitato di ridire, un ringraziamento a Paolo e a Flaminio. Si è scoperto che questa nostra artista era a livello regionale e anche nazionale. Speriamo l'anno prossimo magari di portare qualcosa anche da fuori della Sardegna. Questo è un altro quadro grande, raramente lei faceva tele grandi perché non aveva soldi e infatti è più recente. Però, come vedete, adesso qui abbiamo su Balludundu che raggiunge la sua massima espressione. I suonatori, affiancati l'uno dall'altro, Sezius in su Scannigeddu, che suonano appunto l'auneddas e l'organetto. E qui abbiamo, in questa grande scena, abbiamo proprio tutta la festa, venditori di cestini da un lato, Savarado su Stazio dove si beveva l'immancabile vernaccia, perché allora si beveva la vernaccina. Ricordiamoci che siamo nel paese della vernaccia, Zediani assieme a Baratili, Baratili e San Pietro sono i paesi della vernaccia. L'albero della cuccagna dove si saliva chi ci riusciva per prendere i prosciutti e i salumi un tempo, i ragazzi più coraggiosi, e poi anche i venditori appunto di scodelle e poi gli immancabili muggini. Siamo vicino a Cabras e quindi non potevano mancare. E poi giù le signore che vendevano i dolci. E questa è la chiesetta romanica di Zediani ed è riconoscibile da queste coppelle. In questa tappa dobbiamo guardare soprattutto queste opere, perché queste sono tra le prime opere di zia Veronica. I primi fiori che lei faceva, vedete, li mettevano in dei vasi, in delle cose particolari, sono degli ovari, sono gli unici ovari che abbiamo trovato per il momento e soprattutto sono opere su masonite. Vi dicevo prima che le opere più antiche erano quelle in masonite e vedete sono tutte opere in masonite, ancora si conservano benissimo e sono meravigliose. Anche quella in masonite è una delle prime opere, ancora vedete la firma di zia Veronica non è ancora così perfetta come la farà, così definita, stava arrivando alla firma, riusciamo a riconoscere la sua antichità. E questo è un bellissimo tramonto romantico, gli sposi con i cavalli bianchi, perché i cavalli bianchi rappresentano la favola, e che vanno verso il nuraghe a godersi il tramonto. Mentre scorre il Rio Marefoghe, che è il fiume di Zediani, sempre ritratto un po' in maniera particolare. Quindi i primissimi quadri, salve, vero? Salve, sì. Ce li avete da 68-69. 68-69, quando non era ancora famosa zia Veronica. Alle prime armi. Alle prime armi, sì, sì, sì. Ci troviamo nel bel mezzo di questa manifestazione, o meglio di una serie di iniziative che hanno come filo conduttore la figura di zia Veronica, donna ed artista zedianese molto apprezzata. Parlo di iniziative perché fanno parte di un percorso in continua evoluzione, in continuo sviluppo, avviato alcuni anni fa, e che porta a fare una mappatura, una ricognizione di tutte quelle che sono
le opere dell'artista zia Veronica, diffusissime nel nostro paese, quindi qui a Zediani, ma stiamo scoprendo pian piano anche molto diffuse anche fuori dai confini comunali. Ieri 10 settembre si è svolto il primo momento molto importante nel quale sono state coinvolti sia i collezionisti nell'ambito regionale, quindi comunque non solo chiaramente i collezionisti zedianesi, e sono stati coinvolti poi in una estensione anche del concetto di arte naif, sono stati coinvolti anche diversi artisti locali, chi come diciamo pittore, chi si occupa di altre attività e mostra molte abilità di vario tipo. Oggi invece siamo nell'ambito della mostra diffusa nelle vie del paese, in cui troviamo sia degli allestimenti collettivi, quindi curati dalle persone del paese, e sia c'è l'apertura delle case dei zedianesi che chiaramente hanno aderito e che consentono quindi ai visitatori di accedere anche alle abitazioni o nei pressi delle abitazioni e mostrano con orgoglio quelle che sono le opere di zia Veronica possedute. Quindi ci troviamo in una sorta di vetrina itinerante che può mostrare tante qualità del nostro paese, quindi le opere di zia Veronica in primis, ma anche tante altre rappresentazioni delle abilità e della creatività locale e poi anche delle specialità gastronomiche che il nostro paese sa offrire, tutto nell'ottica dell'accoglienza, e i visitatori quindi possono così gustare sotto vari punti di vista quella che è la cultura e la tradizione zedianese. Poi un evento nell'evento, anche l'adesione da parte del Comune di Zediani alle giornate del Romanico con la chiesa della Madonna delle Grazie aperta e visitabile, anche in questo caso con una duplice funzione, cioè sia l'esposizione della Via Crucis curata da zia Veronica e sia la visita guidata all'edificio caratterizzato dall'architettura in stile romanico. Siamo di fronte alla Madonna delle Grazie di Zediani, una chiesetta piccola che comunque ha origini nel 1200 grazie ai monaci calmaldoresi che hanno fondato anche la chiesa di Bonarcado. Qua nella facciata vediamo subito gli alloggi che dovevano ospitare dei piatti di ceramica, possiamo ancora vederli nella chiesa di Bonarcado. Vediamo praticamente il tetto a capanna così come era stato progettato in origine, dove sopra c'era il campanile a vela tipico appunto di queste chiese romaniche, e inoltre vediamo il bicromismo nero e bianco dei mattoni sopra la lunetta. All'interno con l'ultimo restauro sono state riscoperte queste monofore e questi alloggi dove venivano messe le candele, si vede ancora il nero delle candele, e in più appunto in concomitanza con l'ultimo restauro si è chiesto a zia Veronica di portare a termine tutta la Via Crucis, e quindi questi sono i quadri che lei ha fatto, gli ultimi quadri che lei ha fatto dopo i suoi 90 anni.
zia Veronica visse e dipinse, circondata dall'amore dei suoi cari e dei suoi compaesani, tanti e tanti anni ancora. Conobbe artisti e tante persone che la ammiravano. Non smise mai di guardare il mondo e le persone con curiosità ed interesse. La stessa curiosità ed interesse che oggi tutti noi proviamo qui per lei. Ma questa è un'altra storia.